Rubavano di tutto purché fosse facilmente trasportabile: pneumatici, autoricambi, batterie, borse, scarpe, abbigliamento di marca, tabacchi. Una banda di 6 persone, tutte moldave, è stata sgominata dai carabinieri di Cittadella. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, dopo una lunga indagine, ritengono che siano loro gli autori di almeno 7 colpi ai danni di aziende o magazzini di stoccaggio della cintura urbana di Padova e anche del Bolognese, avvenuti a gennaio e febbraio alla sede del Corriere GLS e alla Brands Industry di Limena e alla Noi Compriamo Auto di Vigonza. 2 i fermati e 4 i denunciati per furto e ricettazione. Tutto è cominciato a San Giorgio delle Pertiche. Tutto è partito dal rinvenimento di un furgone rubato nei primi giorni del mese di gennaio, che era stato oggetto di furto. Le attività investigative e accertative, nonché l'intuito investigativo dei militari del nucleo operativo di Cittadella, ha permesso di poter mappare questa banda e di riuscire a divenire alla loro compiuta identificazione. I 2 fermati, come detto moldavi, sono un 31enne domiciliato a Padova e un 35enne domiciliato a Bologna. I 4 complici, loro connazionali, 2 uomini e 2 donne tra i 31 e i 40 anni, residenti tra Padova, Cadoneghe e Montegrotto. La merce rubata veniva stoccata nei garage di tutti i componenti. Il valore, ancora impreciso di quanto rubato, va dai 3 ai 400 mila euro e comprende anche 2 camion presi alle ditte svaligiate. Si è chiusa l'era delle bande dell'Est che svaligiavano cantieri e magazzini edili, ora hanno altri obiettivi. Nel caso specifico si orientavano di più su pezzi e merceologia varia sicuramente, ma che potesse essere più facilmente trasportata.